Buonasera a tutti, vestiti voi, te novara de oie, di sei chi de capitanni dua mizza e 20 chimbe. Se scusare per ieri, ma bisogna stare in ritardo, che non si intende a nulla, che non vi su volume, che non vi sa ocche, però non va poi che nulla, è una cosa che dipende dalle sarette, anche la povina la tornata a avviare sul programma, ma non funziona io matissimo. Bene, vediamo gioie. Allora, damos una solita ocratedda a salire, come si presenta, ecco si presenta De Goi, che è bello limpio, un pacco scraricate d'oro adesso scuccuroso, però bellissimo. Ecco, questa è la posa corta. Su Saravallo, io non ho sole preno tutto la die, 30 gradi, quindi 1 grado in Pruderisi, la massima ed è che 8 la minima. Casa, casa amuso che l'ho cocolato in parte fino alla sauna e poi cocolato su tutto fino a salvatelo e poi tornato a spalazzare un pacco da essa schimbe in poi 29 gradi, la temperatura massima da che 7 gradi temperatura minima. Bene, buon rammento che io ebbe interro di Luisisella, stessa che gli Rantuioglia, salvatelo, eh, no, quindi spiegare manno, la companzara sull'ultima dimora e la companzamos pure che in una poesia di Ioanne Villa che questa via scritto in maniera che si può leggere, che vabbè, purtroppo lo poeta non sono iscritte a maniera sua e non riesce a leggere, ma questa via a Ioanne si statua a Sanregola della limba e quindi si può leggere che in facilitate. Caro Luisi, insomma, se è spartito. Poss'ultima zuccata e non torrare. Prima de ti repos seppellito, ti scrivo ti poter salutare. Non basta iata, su castu e patito, chi totu che in toto lo caldevi affrontare. Misero, misero chi esposto, no a sorte, che a tie in braccio dessa morte. Luisi, da chi come sereno, e s'ultima zuccata la scomprita, la senne su caia sa de terreno, appas in dono, s'appacca infinita, o eternarese in su campamento, alle piesa dessa dispedita. Questo saluto al meo lo sconcludo, in buon'ora Luisi, ti saluto. Giovanni Villa. Non l'hai appolessa prima, quindi ci ha appolesso la sua parte, da questo che c'è scritta Pacco possiamo anche l'invasare da comunale, quindi vacci l'allegre, che Luisi insomma è partito, poi l'ultima zuccata e non tornare, prima di te ti repo seppellito, ti scrivo, poi ti poter salutare. Non basta io, su caspattito, che in tutto sul cal debito affrontare, misero, misero chi è esposto, no a sorte, che a tie in braccio dessa morte. E vabbè, complimenti a Giovanni Villa e un saluto a Luisi. Bene, andiamo alla rassegna stampa a Cantieri lungo la statale 131 di CN, lavori finiti entro la primavera, c'è la visto bene che prima hanno aperto in estiu poi un mese circa e come sul cantiere il gallo più lungo del che prima, insomma, ma non che promettano che entro del verano già questo travaglio sono finito. L'ANAS sarà l'atto conclusivo dell'intervento di messa in sicurezza dell'arteria. In autunno riapertura di 4 viadotti, stop ai restringimenti su 2 chilometri. La primavera del 2026 segnerà la conclusione dei lavori stradali nell'area di Marreri lungo la 131 di Ciene. Lo comunica l'ANAS, l'azienda statale delle strade del gruppo Ferrovie dello Stato. Sarà l'atto conclusivo dell'intervento di messa in sicurezza dell'arteria, si legge nella nota dell'ANAS, con la riapertura al traffico del viadotto C.
Va bene, e speriamo che sia dai. Andiamo da innanzi, in campo contro la dispersione, la pluriclasse è una risorsa. Questa è l'assessore Portas, va bene, insomma, va essere una risorsa, nel senso che non panca si scola in questa ida, però no alle chiusure dei plessi nei piccoli paesi. Ai ragazzi di San Gavino, che è andata a salutare nel primo giorno di scuola, ha detto di non mollare mai. Credete nei vostri sogni, inseguite i vostri obiettivi, pensate sempre che potete riuscire a raggiungerli e studiate, fate esperienze, girate, vivete il mondo e tutto quello che può offrirvi. E poi magari tornate qui in Sardegna, luogo del cuore, per spendere le vostre competenze e metterle a disposizione di tutti. L'assessora Ilaria Portas, titolare della pubblica istruzione, racconta che avrebbe voluto parlare ancora il primo giorno di scuola, vissuto con grande emozione insieme agli studenti. Assessora Porta si riparte con 5.000 studenti in meno, un numero molto alto che deriva dal crollo delle nascite, una situazione rispetto alla quale però la Regione può fare poco per non intervenire, se non intervenire con bonus e incentivi per favorire le famiglie. Servono politiche strutturali, serie, non so, solo così si può pensare di iniziare ad invertire la tendenza. Il Pacchi, tenerata sulle pluriclasse, in passato gli assessori dell'istruzione hanno portato avanti una battaglia contro le pluriclassi, sostenendo che non garantiscano una qualità di istruzione adeguata. Che ne pensa? Io ho un'opinione diversa. Penso che alla base ci siano forti pregiudizi, timore da parte di molti genitori di fare vivere ai propri figli un'esperienza educativa e didattica di tipo diverso. Mettere insieme alunni della primaria di età differenti nella stessa classe può avere effetti positivi per i più piccoli come per i più grandi. Si spieghi meglio. Intanto la pluriclasse ha quasi sempre numeri molto ridotti rispetto ad una classe normale e questo consente agli insegnanti di dedicare agli alunni, pur con programmi di studio differenti, la medesima attenzione allo stesso tempo. Dunque la didattica non è risente, ma soprattutto ritengo che la pluriclasse sia l'occasione per creare all'interno di un gruppo composito un rapporto di coesione e di supporto reciproco. Oppure sono un libro in merito a questa cosa, qualche cosa del vero bestia. Dunque un arricchimento perché i bambini si aiutano a vicenda e i più piccoli imparano dai grandi. Alcuni genitori faticano a capirlo. In alcuni paesi le scuole si sono svuotate proprio perché le famiglie non accettavano la pluriclasse. È il caso di Bortigali, con il trasferimento degli alunni a Macomer, con grande disappunto del sindaco che nulla ha potuto fare per evitarlo. L'altro grande problema dell'isola è la dispersione, come si combatte, arricchendo l'offerta e motivando i ragazzi, ma soprattutto garantendo a tutti l'accesso allo studio, un diritto che non può essere limitato alle condizioni economiche o dalle distanze. La situazione è migliorata, ma in questi anni è mancata l'attività di controllo e monitoraggio. Stiamo ridando vita all'osservatorio sulla dispersione, perché per intervenire bene è necessario conoscere il quadro delle criticità e così via. Comparate il giornale, Todde, buon inizio a tutti, i ragazzi siete il presente e il futuro dell'isola. Beh, il presente poco è stissa. La scuola al via. In 7 anni l'isola ha perso 30.000 studenti. Crollo alla primaria. Calano anche i docenti. Rispetto ad un anno fa, negli istituti sardi ci sono oltre 5.000 alunni in meno. No ad iniziative a pagamento nelle Domus Deiana, questa è una cosa particolare che non ho mai affrontato, pubblicità sui social per celebrare la luna nuova con flauto nativo americano, gongo, tamburo sciamantico e campane di cristallo. Ho detto,
Vabbè, Istrullico, la soprintendenza, patrimonio fragile, il sindaco di Pimentel, speculazione in un sito storico delicato, cioè infatti proprio di questo si tratta. Allora, un viaggio ultraterreno per evocare lo spirito dell'uomo, potete scrivere. Nelle Domodaiana di Pimentel torna l'allarme per gli appuntamenti abusivi. Non è la prima volta che queste antiche tombe ipogeiche, testimonianze preistoriche di inestimabile valore vengono trasformate in scenari per iniziative non autorizzate. L'ultimo appuntamento è già fissato per sabato prossimo, un raduno a pagamento per celebrare la luna nuova, con un viaggio sonoro, così viene pubblicizzato sui social media, tra flauto nativo americano, gongo, tamburo sciamanico e campane di cristallo. La serata, riservata ad una quindicina di partecipanti, viene presentata come un'esperienza di trasformazione personale, accompagnato da abbigliamento chiaro, tappetini e strumenti musicali ancestrali. Il raduno però non risulta autorizzato dal comune di Pimentel, proprietario del sito, né dalla soprintendenza, l'organo preposto alla tutela dei beni archeologici. Vabbè, andare, lordare. In occasione delle danne sa legge sul fine vita, il consigliere centrista aiutare i malati fino all'ultimo. L'ex assessore non c'entrano destra e sinistra. Il medico ribelle, legge sul fine vita, non la voterò mai. Cozzolino, Orizzonte Comune, un cattolico non può. Bah. In aula farò un intervento pesante su tutte queste persone che si dicono cattoliche, ma di cattolico non hanno nulla, l'artista invece. Parte subito in quarta Lorenzo Cozzolino, consigliere regionale del centro-sinistra, Orizzonte Comune, ma soprattutto medico pediatra molto conosciuto a Cagliari. Oggi in Consiglio comincia il dibattito sulla proposta di legge della maggioranza sul fine vita. Nel campo largo Cozzolino sarà uno dei pochissimi, un altro dovrebbe essere il consigliere di Uniti con Todde, Giuseppe Frau, a votare contro. Vabbè, Chessa, Forza Italia, ho visto troppa gente soffrire. Una legge di buonsenso, di civiltà, che si capirà più avanti, ma è importante dare la possibilità di scegliere prevedendo le giuste regole e garanzie, tutelando la dignità della persona e dei valori dei familiari. A parlare non è un esponente politico del campo largo, ma Gianni Chessa, consigliere regionale di Forza Italia e assessore al turismo nella passata legislatura. Non è che sardista, questo che cambia da una parte all'altra, da indipendentista è diventato dipendentista. Chessa non è detto che sia l'unico all'opposizione, voterà a favore della proposta della maggioranza sul suicidio medicalmente assistito. Complimenti Chessa per questa cosa, ma posso questo, una volta Gabbana, il testo Fundoni del PD, proposta snella anche che attua la sentenza della consulta del 2019. Il provvedimento da oggi in aula, rischio impugnazione. La Sardegna si appresta ad approvare la legge di fine vita, la proposta del campo largo, primo firmatario Roberto De Rio del PD, da oggi all'esame dell'Aula e il Consiglio regionale ricalca il testo scritto dall'associazione Coscioni, anche se la Commissione Sanità, presieduta da Carla Fundoni, PD, ha licenziato una versione con alcune modifiche. In particolare, ha spiegato la DEM, si è cercato di supplire rispetto ai rilievi fatti dal governo rispetto allo stesso provvedimento approvato dalla Toscana. E va bene, va bene. Andiamo da innanzi, mafiosi a Utta, Erelli di Sardegna, Todde vola a Roma. In agenda gli incontri con i ministri Nordio, Giustizia e Radolfi, Sport.
parecchia si siete intendere ne hoy non basta segnalazione comprendete io così schermo no? In un leggo e il satiro praticamente questa gestione del suo programma però satiro non abbaito che io sto troppo concentrato in sa lettura certo bisogna che mi decida per abbaitare non si tanto allora, doppio appuntamento col governo oggi a Roma per Alessandro Todde, la Presidente della Regione nella capitale per incontrare il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il suo collega dello sport Andrea Abodi. All'ordine del giorno dei colloqui rispettivamente il possibile trasferimento nel carcere di Utah di una novantina di detenuti in regime 41 bis e la questione relativa al rally di Sardegna che pare che lo vogliano applicare a Roma. In entrambi i casi Todde intende rappresentare la posizione della regione rispetto alle scelte non condivise, in particolare l'allarme per Utah è nato il 23 luglio quando una circolare del Ministero della Giustizia ha preannunciato il trasferimento a breve di 92 detenuti del 41 bis, essendo stato completato il braccio speciale del penitenziario. Immediata la reazione della governatrice, qui non era stata inviata lettera al Ministero, preoccupata delle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata legate all'arrivo di quel tipo di soggetti, rischio sottolineato anche dalla magistratura e da varie voci. La questione del Rally Sardegna, tappa annuale del principale campionato mondiale rallistico della FIA, riguarda invece il timore che l'isola possa perdere l'importante manifestazione motoristica che vede alternarsi Olbia e Alghero come sede principale. Di recente si sono rafforzate le voci che circolano in realtà da alcuni mesi di uno spostamento nel Lazio nell'unica tappa italiana del mondiale che si svolge interamente in Sardegna dal 2004. Andiamo da innanzi, auto elettriche via al nuovo bonus, portale web attivo da metà ottobre, 600 milioni per cittadini e imprese, per si incentivi, insomma, per chi compra macchina elettrica. Vi manca una cosa, scusate, vi è mancato un articolo, non che lo voglio brincare, che a casa penso che abbissile su meo in merito a questa questione. Cioè, devi avessere oggi, no? Poco un po' di potente. Mi ha appetito un articolo della Nuova Sardegna, l'ha scritto, però non ve l'ho vestito. E ben ha vestito te lo due. Eccole qua, poi non l'ha più inviato, questo non l'ho compreso. E in merito a questa questione sollevata da Luciano Pilas, a giornalista del San Nuovo, lo veino e sviluppa questa questione delle sarditate, insomma, ecco. Allora, no, che basta due intervento, migranti sanitari, paga sempre il sud, questo però in merito ad un altro argomento, la Sardegna è tra le 6 regioni italiane con un deficit di spesa di 56,9 milioni di euro che rispecchiano il peso del trasferimento di pazienti verso altre regioni in cerca di cure. Nell'Italia meridionale e insulare fanno peggio di noi. Non è un dato che possa autorizzare un liberatorio, cioè non libera se fatto che siamo non proprio di noi, ma il comune mezzogallo, Puglia meno 26,8 milioni, Sicilia meno 139 milioni,6, Calabria meno 91 milioni e soprattutto Campania 211 milioni contro Chimantasese che sono appunto il nostro. Niente forse come la sconfortante immagine dei saldi economici
della mobilità sanitaria interregionale. Certifica con altrettanta chiarezza le grandi diseguaglianze nell'offerta di servizi sanitari tra le diverse regioni italiane, tra nord e sud. Andiamo agli articoli invece che voglio parlarne, chiaramente Marcello Foise ha il privilegio, viene prima di me, identità ribadita perché persa. Marcello Foise è un italiano in Sardegna, insomma, con l'asciuttezza affettuosa e che lo contraddistingue, mi disse una volta che lui con quella parola identità aveva un rapporto pessimo perché aggiungeva era un'ammissione di colpa più che un'espressione di amor proprio, anzi era un territorio minaccioso in cui colpa e orgoglio si mescolavano in una specie di lamentazione impotente. Noi scriviamo però di questa è Gianni, scusate qua, qui così giornale, va con un rinvio dalla sua prima pagina, ma quindi torniamo alla sua prima pagina e vediamo, ecco qua. Identità è una parola controversa, ogni volta che si chiede un intervento in proposito a me viene in mente uno dei più lucidi pensatori, più straordinari scrittori che l'isola abbia prodotto, Salvatore Mannuzzo. Vabbè, Salvatore Mannuzzo è completamente antisardo, pure siamo amici, cioè, non salutiamo, non siamo mai stimato ideologicamente, ma che Salvatore Mannuzzi, insomma, autore della figlia perduta, eccetera, eccetera. Nos intendiamo il vino po telefono, se è una generazione innanzi da me, che io ero autorizzato a chiamare tutti e sull'argomento aveva idee chiare, sì, un grande pensatore, insomma, arretrato vino a Zaccardia e a Girolamo Soggio, dopo di questo argomento, insomma. Quindi vi torniamo, per questo non ne parlo mai, né tantomeno vivo con favore la tassonomia fatta di punti chiave, apparentemente indiscutibile, orgoglio, fierezza, indomabilità, autodeterminazione che la contraddistingue. Si ha la sensazione, pensava Totti, cioè Mannuzzo, e penso anch'io che questa ansia di ribadire un'appartenenza denunci la segreta sensazione che non si appartenga più a niente. Emanuele De Gai, caro Foise, Mannuzzo, vabbè, insomma, dai, perdonamolo, è da tempo. In effetti, a ben vedere, tranne sagre popolari dedicate ad ogni ortaggio locale o di importazione, disponibile o cortili gastronomici per turismo e autoturismo o celebrazioni museificate con coppie in vettoresima di sardi monumentali, grandi esempi di orgoglio, fierezza, indomabilità, autodeterminazione dei sardi attuali, se ne sono visti pochi e nulla. Oltre a queste cose, altre rossigno ce ne sono. Nelle sedi della nostra regione la parola autonoma, perché la nostra sarebbe una regione autonoma, è pronunciata con la stessa afasia con cui Giorgia Meloni pronuncia la parola antifascista, perché faccio riferimento, parafrasando ad un sardo meraviglioso che mi sta a cuore, Giulio Angioni, c'è sempre del Samattia si repula, l'attributo autonoma si oppone praticamente alla tendenza assai più rilassante dei sardi di farsi eteronomi, in cambio di una quiete fatta di piccole prebende, posto fisso, incarichi periferici. Vabbè, insomma, vabbè. Bravo Marcello, sa la sua naturalmente. Andiamo da innanzi, arriviamo alla politica internazionale, ultima pagina, l'esercito israeliano è entrato a Gaza City, l'offensiva
in serata con tank e decine di raid. L'IDF, che è l'esercito israeliano, sta attaccando con forza. Oramai ai livelli del genocidio sono che insomma è una cosa ormai di senso comune e quindi non che un altro che lo confermare e il GAI conferma, insomma, allora bombardando anche a destra, distruendo il palazzo, citate in tre, non va pur freno. Famiglie degli ostaggi in marcia a Gerusalemme, Trump, Hamas non li usi come scudi, l'offensiva in serata, eccetera, eccetera. NATO in guerra con la Russia, non che pure sta naturalmente in questo titolo spara un affermativo, NATO in guerra con la Russia, ma chi è le sta fermando? Putin, la NATO. Però sul titolo sul giornale che NATO in guerra con la Russia. Putin punta il dito contro l'Alleanza Atlantica, potete fare l'allarme non è bastante chi lo crede, l'allarme non è nuovo, ma con il passare delle settimane il rischio che possa diventare reale aumenta. Dopo la violazione dello spazio aereo polacco e quindi della NATO, con l'escalation di provocazioni nella guerra tra Russia e Ucraina, l'ennesima esortazione di Giulio Crosetto diventa la chiamata dentro e fuori dal governo per aprire su un nuovo riarmo in tempi più rapidi. Grosseto ha dichiarato: non siamo capaci di non difendere da essa Russia, ma tanto male. Tanto se non attacca a Grecia, non attacca a Libia, e siamo stesse cose, insomma, non basta a nessun tipo di difesa. Ma per quale motivo che abbiamo impostato tutto in una presunta periodo di pace, dopo che l'Europa ha trasformato la trincea in mesi in un bel sedere per non ragionare, e poi arriva questa guerra, di chi è mesa non si bisede, o fa che finta di sedere ma non si bisede, e quindi tutto questo creata un problema serio, insomma. Penso che una mesa sia il galo possibile da proporre, ma a questo punto non riesco canto a essere probabile che qualcuno si bisera. Vabbè. Cioè, purtroppo siamo in un periodo in cui destra manca, sono mostrando di essere filo autarchico, roba paquetea, che la filo autarchia è squatta in pala de esas paraulas, ma viene in pala de esas paraulas del suo Papa, che ultimamente ha dato su questa democrazia, c'è carenza della democrazia, va bene, ma qual è la soluzione? La soluzione è la non democrazia. La non democrazia è autarchia, è oligarchia, ecco, tocca di essere chiaro, cioè non solo che questo non fanno bene, ma andare pure adesso che hanno bene, in modo tale che schema, chi è, siamo a ragionare, se no abbiamo la vanvera, insomma, cioè noi scriviamo, te veramente se ne pensa. Ecco, gran parte si assente, io non so accusarla, però cioè, se mette batti in parallelo con su però lo queremos comprendere, in modo tale che quando ragioniamo, e schifo di che siamo a ragionare che in chiesa siamo a ragionare. Ecco, su Papa lo nevete, dite che le caleste non è che sua, insomma, l'aspirazione sua. Bene, che in questo terminiamo, scusate questa escursione di voi di carattere indebito per uno che ha che unite nuova da una rassegna stampa, ma in qualche maniera lo dobbiamo sapere, penso che a sapere le classi, l'articolo mio dopo di questa sardità, sardismo, eccetera, eccetera, cioè, leghite se Marcello Foisoi e il vite su Colongio e su un altro appunto una replica di Luciano Piras che ha aperto la ragionata e quindi sono stato invitato a entrare in merito e sono entrato insomma in delicatezza che io penso che
sul rispetto torrato sieta sabbarne, le cale siata arrivano. Bene, che in questo terminiamo, e non diamo l'appuntamento torra a casa a stamattina sera. Ponimos a sigla tancatura se la buscamos, no, non che scusa, vediamo un pacco e la buscamos pure da innanzi, questa tancatura, vediamo non scusa, ne manco. Non riesco a buscare, vabbè, vamos a tancare che ne sigla. Ecco convinto l'area può caricata, ma non la può caricata. Forse è scusa, no? Eccola qua. A mezzo vedere buonanotte da BC TV. Adioso e menzo